8 in punto, ben trovati a Buongiorno Sicilia da Roberta Lunghi. E buongiorno anche da Lorena Dolci, ci vediamo tra poco con la lettura dei quotidiani. Sì, la rassegna stampa, ma oggi una puntata un po' stravolta nei momenti appunto della trasmissione perché oggi ci collegheremo con Luca Napoli e quando diciamo Luca Napoli in questo periodo dell'anno significa un gol per la solidarietà. La giornata di oggi sarà dedicata allo stadio catanese proprio a questa manifestazione di grandissimo successo che prenderà una buona porzione della nostra trasmissione, quindi tanti volti nel nostro collegamento tra non molti. Adesso entriamo però nel vivo di quelle che sono state le notizie delle ultime ore, trattate anche nei nostri telegiornali. Tiene banco la vicenda dell'omicidio Florio, un omicidio caratterizzato per quello che vi abbiamo mostrato anche da immagini estremamente cruente, estremamente particolari che sono state diffuse dai carabinieri, che mostrano quest'uomo trasportato all'interno di un sacco fuori dall'abitazione. Nelle ultime ore è emerso anche il possibile movente di questo omicidio maturato dopo una lite, omicidio per il quale ci sono 3 persone fermate e ci sarebbe una questione legata ai soldi, a un bancomat rubato e a prelievi che sono stati effettuati. Ma sentiamo meglio nel servizio. Avrebbe scoperto prelievi anomali dal proprio conto effettuati con un bancomat che credeva di aver smarrito da settimane. Dopo aver chiesto spiegazioni e la restituzione delle somme sarebbe stato aggredito fino alla morte. 2 persone, Giuseppa Carmela Bianchino, 50 anni, di Taormina, e Gaetano Urfalino, 39 anni, pregiudicato originario di Palagonia, sono state fermate dai carabinieri con l'accusa di omicidio e occultamento di cadavere nell'ambito dell'inchiesta delle procure di Messina e Catania sull'uccisione del 66enne Giuseppe Florio. Una terza persona, Stefania Bergamasco, 53 anni, originaria di Sesto San Giovanni e ospite della coppia, è indagata per occultamento di cadavere. Il corpo dell'uomo originario di Giardini Naxos è stato trovato domenica mattina in una zona di campagna di Mitoggio, frazione di Castiglione di Sicilia, avvolto tra lenzuola e sacchi di plastica e coperto con una trapunta. Determinanti per le indagini sono state le immagini delle telecamere di sorveglianza. Agli investigatori si è presentata una scena inequivocabile, con 3 figure che all'interno di un androne trasportano un corpo avvolto in una coperta e lo caricano nel portabagaglie di un'auto per disfarsene. L'omicidio sarebbe avvenuto nell'abitazione della coppia a Trappitello. Giuseppe Florio sarebbe stato ucciso con diversi fendenti al volto e all'addome con un oggetto contundente. Successivamente il corpo sarebbe stato confezionato e trasportato fino alla zona dove è stato poi abbandonato. Nell'abitazione trovate tracce ematiche e segni evidenti di una violenta aggressione. L'auto della vittima è stata inoltre ritrovata carbonizzata a Taormina, in quello che gli inquirenti ritengono un tentativo di depistaggio. E fin qui la nostra Desiree Ferlito, sui giornali naturalmente questa terribile vicenda. Lorena. Sì, con queste immagini, fra l'altro, che sembrano veramente quelle di un film, tanto sono dettagliate. Solitudine e violenza, titola la Sicilia, per ricostruire anche un po' quello che era il retroscena di questa vittima, un vedovo che dava una mano all'anziana mamma e che aveva fatto amicizia con questa coppia. Coppia e donna adesso fermati per l'omicidio, contestata anche la soppressione di cadavere. Qui vedete il dettaglio del martello, che è l'arma usata insieme ad un coltello per uccidere Giuseppe Florio. Il movente è venuto fuori non subito ma in un secondo momento. Secondo la contestazione la vittima, quindi questo Giuseppe Florio, si sarebbe appunto accorto di prelievi fatti dal suo conto corrente utilizzando il suo bancomat che aveva smarrito, qua ci vorrebbero le virgolette, da alcune settimane, e chiedeva appunto al trio la restituzione dei soldi. Da questo evidentemente è scaturita una lite. Mancano alcuni dettagli ancora alla dinamica del delitto, ma secondo l'accusa l'omicidio è stato compiuto nella casa di Taormina e i responsabili avrebbero poi dato fuoco alla Fiat Panda della vittima per non lasciare tracce all'interno dell'auto. Insomma, qualcosa di terribile, ma
immagino, Lorena, che si scopriranno veramente altri dettagli agghiaccianti di questa vicenda. Intanto noi andiamo a Catania, al via il progetto di riqualificazione di San Cristoforo. Per l'arcivescovo Renna va valorizzato il capitale umano di questo luogo, il tutto con il finanziamento da 21 milioni del decreto Caivano. Sentiamo. Il decreto Caivano è realtà e per San Cristoforo è l'inizio di una nuova vita che passa dalla riqualificazione urbana. Un investimento complessivo del governo nazionale di 21 milioni di euro destinato ad aree ad alta vulnerabilità, mirato a restituire dignità e sicurezza ad uno dei quartieri più identitari della città. I progetti di rilancio sono stati illustrati nel piazzale dell'istituto Dusmet Doria di via Playa 193, alle presenza, tra gli altri, del commissario straordinario nominato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Fabio Ciciliano e dell'arcivescovo di Catania Luigi Renna, che si è rivolto direttamente ai giovani. Ho parlato ai bambini cercando di farmi capire perché per loro il decreto Caivano sia una cosa vicina, e si tratta di riqualificare gli ambienti, le infrastrutture che sono carenti, ma soprattutto di riqualificare quello che mi piace definire con un'espressione della dottrina sociale della Chiesa il capitale umano di San Cristoforo, che sono le persone che hanno bisogno di recuperare una maggiore fiducia in se stesse. Oltre ad una nuova scuola con annessi nuovi spazi sportivi da realizzare nell'area dell'ex conceria, gli interventi riguardano la riqualificazione di via Playa, la nuova palestra annessa all'Istituto Madonna della Provvidenza, un centro comunale di raccolta differenziata, la riqualificazione dell'ex mercato coperto e la rigenerazione di alcune piazze e di largo Don Pino Puglisi, cui si riferiscono le immagini. Interventi mirati in luoghi simbolici, come ribadisce il sindaco Trantino. Dobbiamo cominciare tutti quanti a metterci in discussione. Io lo faccio 25 ore al giorno e quindi nei momenti in cui ci mettiamo in discussione comprendiamo che cosa possiamo dare in più al territorio che amiamo come Catania o come in questo caso San Cristoforo. Un contributo di futuro senza dimenticare il passato, ma con un occhio al presente, quello dei tanti ragazzi di San Cristoforo. Beh, insomma, mi viene da pensare, Lorena, alla tanta bellezza di Antonio Presti al librino, no? Inserire bellezza potrebbe significare anche una sferzata particolare da un punto di vista psicologico per chi ci vive nel quartiere. Sì, sicuramente al librino ha avuto questo effetto di dare un senso di orgoglio anche ai suoi abitanti, e speriamo che anche questo intervento, sia pure di altra natura, dia questa svolta al quartiere San Cristoforo, un quartiere appunto che si rigenera con questo intervento finanziato dal decreto Caivano. Parliamo di 21 milioni di euro che finanzieranno una decina di interventi di riqualificazione e rigenerazione urbana e sociale per imprimere una svolta di crescita, sviluppo e sicurezza. E a partire appunto da questa scuola, la Dusmet Doria di via Playa, che secondo i progetti verrà parzialmente demolita per lasciare il posto a un grande centro sociale indirizzato prevalentemente ai minori. Un nuovo, più grande, moderno e soprattutto antisismico istituto sorgerà nella attigua area della vecchia conceria, che è stata acquisita per fare posto ad uno spazio per la didattica e le attività sportive. Abbiamo sentito che è intervenuto anche Renna, oltre al sindaco. Oltre a questi lavori per la Dusmet Doria c'è poi un intervento di riqualificazione di via Playa, già avviato, e la nuova palestra annessa all'Istituto Madonna della Provvidenza, e poi tutta una serie di interventi, l'ex mercato coperto di via Belfiore, tra l'altro tutta questa arteria finora quasi impraticabile per chi non è del quartiere. Allora andiamo a Niscemi, la frana continua a destare ovviamente particolare preoccupazione, avanza verso la piana di Gela. Ieri un nuovo intervento, un nuovo sopralluogo del capo della Protezione Civile siciliano. Sentiamo il nostro Gerry Italia. La frana di Niscemi non si ferma, si muove lentamente ma in modo costante, avanzando verso la piana di Gela. A confermarlo è il capo della Protezione Civile Fabio Ciciliano, arrivato in città per una riunione operativa con le autorità locali. Sotto osservazione c'è soprattutto la retrogressione del Ciglio, il punto più delicato del fronte franoso, un fenomeno che impone controlli continui e di lungo periodo, una situazione che in realtà non è nuova per il territorio. Il movimento del terreno accompagna la storia di Niscemi da oltre 2 secoli, ma oggi la priorità è ridurre i rischi e mettere in sicurezza
sicurezza l'area. Sul tavolo ci sono interventi concreti, 2 progetti distinti ma destinati a procedere insieme. Uno che riguarda la demolizione dei manufatti e degli edifici che vanno demoliti, con la parte che riguarda i contributi ovviamente ai cittadini, e dall'altra la messa in sicurezza del versante con la riprofilatura di quella che è attualmente il coronamento, cioè il ciglio della frana, per fare in modo tale che quello che è accaduto alla fine del mese di gennaio possa evitare di ripresentarsi. E ricordo che solo per un caso fortuito, fortunatamente, non abbiamo ricevuto neanche un ferito. Resta però il nodo della zona rossa. Alcune aree sono già state riaperte, come la fascia tra i 100 e i 150 metri, ritenuta oggi sicura, ma il perimetro complessivo potrebbe ancora cambiare. Stiamo lavorando anche in questo, è ovvio che non sarà possibile ridurla a zero, questo è ovvio. Stiamo ragionando per eventualmente ridurre ancora un po' di più, però è ancora presto, bisogna aspettare ancora qualche tempo, forse qualche settimana. Nel frattempo Niscemi continua a convivere con la sua frana, una presenza silenziosa ma costante che impone attenzione, memoria e interventi mirati. Andiamo sui quotidiani, Lorena. Sì, che dedicano spazio anche a questa visita di Ciciliano a 3 mesi appunto dall'inizio della frana. Oltre alle cose che avete sentito in questo servizio, però Ciciliano, capo della Protezione Civile, ha fatto anche un intervento, per così dire, politico, perché che cosa ha detto? Non dimentichiamo che quella di Niscemi è la frana più grande d'Europa, fortunatamente non ci sono stati feriti, esordisce Ciciliano con tono secco, ma bisogna guardare al futuro. Il nostro approccio deve basarsi su un monitoraggio costante che in questi anni non c'è stato. Parole che pesano alla luce della mega indagine che sta conducendo la Procura di Gela per disastro colposo e danneggiamento a seguito di frana. Il commissario Ciciliano tira dritto, sta per essere pubblicata la legge di conversione del decreto per Niscemi. Io ho già provveduto a trasmettere alla Regione e al Comune i 2 piani di intervento, uno relativo alla demolizione degli edifici non più recuperabili con contributi ai proprietari, l'altro per la messa in sicurezza del versante con riprofilatura del ciglio. Quest'ultima opera è necessaria per evitare che ciò che si è verificato a gennaio possa accadere di nuovo. E poi ovviamente abbiamo sentito che la frana è costante e non si esclude che nelle prossime ore la zona rossa possa essere ulteriormente ridotta. Allora, noi ci fermiamo qui per quello che riguarda i nostri servizi e le notizie legate ai servizi che troviamo sui quotidiani. Sono le 8:12 e dunque stravolgiamo, come dicevamo prima Lorena, la nostra scaletta, perché ritroverete Lorena Dolci fra poco con la rassegna stampa. Prima andiamo a conoscere delle gustose anteprime, chissà anche qualcuno che si è svegliato presto per partecipare a un gol per la solidarietà. Oggi il grande evento, 18ª edizione di un evento dunque che diventa maggiorenne, con una crescita esponenziale nel gradimento da parte della gente, degli studenti, ma anche di tutte le persone che scenderanno in campo. Mi collego con Edoardo Sergi e naturalmente con Luca Napoli, che vedo perfettamente allestiti con la sciarpetta. Me ne dovevate fare avere una qui, però va bene lo stesso. Buongiorno Edoardo, buongiorno Luca, a voi. Ciao Robby, buongiorno. Adesso te la porteremo in qualche modo, però hai detto bene tu, 18 anni, diventa maggiorenne, un gol per la solidarietà. Luca, insomma, noi parlavamo qualche tempo fa di questa cosa, che ormai questo non è un evento, probabilmente è l'evento dei cittadini catanesi, perché come ogni anno ti ripeti, ti migliori soprattutto. Quale sarà il tuo regalo per questo 18° compleanno? Il mio regalo che ricevo o che darò? Che darai al gol per la solidarietà? Ma penso che tutti i nostri sforzi sono il regalo che stiamo per fare alla città, perché comunque oggi ci aspetta una grande giornata di sport, di spettacolo. Quindi questo è il regalo che noi da 18 edizioni portiamo avanti a Catania. Roberta, la sciarpa arriverà in giornata, quindi ti prego di poter pazientare, ma te la porterà Edo a fine partita. Dal 2004 Roberta, 18ª edizione, ma in verità sono di più gli anni, però in questi appunto ultimi tempi si è sempre parlato di temi importanti. Quest'anno si parla di Niscemi, si è parlato del femminicidio, del bullismo, tu ci tieni a queste cose, sono temi importanti e dà ancora più valore a quella che è una partita fra amici, ma per beneficenza ovviamente.
Sì, tra l'altro ieri sera e più volte in questi giorni si è detto che quello che noi facciamo e stiamo facendo nel corso degli anni lo facciamo col sorriso tra le labbra, cioè la causa è nobile, quest'anno si parla di niscemi, quindi per fortuna non ci sono state vittime in questa grossissima tragedia. Però lo spunto è stato nei mesi scorsi, dico perché non poter aiutare i nostri vicini di casa, quando invece in passato ci sono state altre situazioni drammatiche come il terremoto dell'Aquila, per fare un esempio, e lì si attivarono tantissime figure istituzionali, sportive, artistiche per fare eventi di beneficenza e sensibilizzare per quella che fu la tragedia di allora. E allora per lo stesso principio noi da buoni catanesi e da buoni padroni di casa ci siamo detti facciamolo per i nostri amici di Niscemi, e quindi da lì nasce l'idea di poter realizzare questa grandissima opera per questa edizione. Siamo qui, siamo presenti, ci saranno oggi tantissime persone presenti da tutta la Sicilia, non solo, e vuol dire che un evento nel corso degli anni ha funzionato e ha dato tantissima visibilità e lustro a questa nostra splendida città. Per prendere gli ultimi biglietti cosa bisogna fare? Già siamo quasi sold out, basta arrivare allo stadio, ai botteghini, abbiamo appena aperto i botteghini, quindi recatevi allo stadio e cercheremo di mettere in condizione tutte le persone di poter acquistare i biglietti e prendere parte a questo spettacolo e a questa magia, come l'abbiamo definita più volte. Allora Roberto, in questa lunga diretta abbiamo tantissimi ospiti, però io ti volevo chiedere una cosa, perché quest'anno si ricordano delle persone speciali che hanno fatto parte di questa partita, ce lo vuoi dire tu? Perché insomma sono persone che hanno sempre fatto parte del gol per la solidarietà. Sì, grazie per avermelo ricordato e da farmi questo assist. Sono 30 anni che manca il presidente Massimino e quindi abbiamo dedicato una maglietta al presidentissimo, e poi quest'anno è venuto a mancare sia Turi Di Stefano che Orazio Russo, e quindi ci sembrava doveroso doverli ricordare perché hanno preso parte alla manifestazione e hanno dato lustro a questa manifestazione, e quindi oltre al presidente Massimino abbiamo inserito l'immagine del mister Di Stefano e di Orazio Russo sulle maglie delle partite delle squadre che giocheranno quest'oggi al Massimino. Io ti chiedo solo questo, tu ogni anno organizzi, ma c'è quella tensione un po' che ti fa stare sempre allerta per far andare tutto al meglio, perché è un evento difficilissimo da organizzare, cioè affittare uno stadio e riempirlo con 20.000 persone e riempirlo anche bene con tanti eventi è una cosa non facile sicuramente. No, talmente la concentrazione deve essere altissima che laddove non c'è un problema cerchiamo di crearcelo, giusto per tenere alta l'attenzione sulla fase organizzativa. No, ma tolta questa battuta, comunque è davvero un evento difficile solo già da immaginare, pensa a organizzarlo. Però dicono che lo facciamo con tanto impegno e alla fine poi i risultati sono quelli che ci hanno dato ragione e seguito in questi anni. Allora, Robby, se vuoi Luca ti sente, sì. Mentre intanto noi facciamo arrivare gli altri ospiti, se tu hai domande da studio vai pure. Sì, assolutamente, tra l'altro mi permetti di ricordare anche la voce che manca a quello stadio, che è sempre innegabilmente quello della nostra cara Stefania Sberna. Non credo che si possa dimenticare una personalità, una voce come la sua, quindi immagino che risuonerà idealmente anche la voce di Stefania. Senti Luca, al di là di questo, io so che in casa, in famiglia, hai un piccolo Napoli che molto spesso ti suggerisce come dire, i temi, no, di questa manifestazione. Ricordo che ci raccontasti proprio che la questione del bullismo nacque proprio da un'iniziativa di tuo figlio. Abbiamo fatto tutti noi dell'informazione un buon lavoro facendo arrivare la sensibilità nei confronti della popolazione di Niscemi anche ai ragazzi, ai giovani come tuo figlio. È nato anche questa volta da lui questa iniziativa? Allora, Giuseppe, mio figlio, mi è stato il protagonista della scorsa edizione perché l'evento per il bullismo nasce da lui. Sinceramente l'evento di quest'anno a Foro di Niscemi nasce successivamente perché l'idea iniziale di quest'anno era quella di creare una campagna di sensibilizzazione, di attenzione per gli studenti per un discorso medico, volevamo fare una cosa dal punto di vista scientifico e quant'altro. Poi dopo c'è stato il dramma di Niscemi e per fortuna ci siamo subito catapultati su questa cosa e abbiamo cercato appunto, abbiamo preso contatti con il sindaco, ci siamo messi in moto, siamo andati a Niscemi, abbiamo fatto visita alla comunità e abbiamo pensato che era la cosa più giusta da fare per aiutare loro e dare un segnale, soprattutto perché comunque l'evento, essendo mediaticamente molto forte, ci aiuterà a diffondere il messaggio di questa tragedia sfiorata a gennaio scorso. E poi la bellezza oggi allo stadio, lo vedremo, lo vedrete più avanti nei servizi,
tutti gli studenti catanesi e non solo, tutte le scuole che verranno, hanno preparato uno striscione con una frase dedicata a Niscemi, quindi ancora di più mediaticamente forte da esportare in giro per l'Italia questa immagine. Luca, Calcio scusami, ci sarà anche il Catania, perché saranno... Sì, Sì, no, vai Robby. e poi ritorniamo con questo ping pong con lo studio. Vai Edo, va bene, vai. Sì, no, dico, ci saranno anche Toscano e Cicerelli oggi allo stadio, quindi il Catania è presente per un evento così importante in un momento anche difficile per la squadra perché si sta preparando i playoff. Ma calcisticamente è un momento particolare più che difficile, però a livello sociale della nostra manifestazione il Catania, quindi dal presidente Pellica, dal presidente Grella, vicepresidente Grella, sono totalmente stati al nostro fianco. La conferma ce l'abbiamo che oggi sarà in campo il mister Toscano e Cicerelli e quindi devo dire che grazie tutta la vita alla società che non hanno esitato a metterci in condizione comunque di avere dei rappresentanti della squadra appunto come il mister e il fantasista e il numero 10 della squadra. Io detto questo non vorrei nemmeno farvi perdere tempo perché dobbiamo tra poco scappare, però vorrei iniziare a far intervenire, se siete d'accordo, un po' di ospiti. Ad esempio Giuseppe Povia. Che sta arrivando. Sta arrivando un grandissimo. Povia. Vieni Allora, qua, alla mia sinistra. Eccolo qua. Sì, ora vediamo se lo riusciamo a microfonare col nostro cameraman Gaetano Iudica. Se no puoi riportare tu la domanda. Vabbè, lo riporto io, intanto ti microfono, però Giuseppe tu fai parte un po' della musica italiana, oggi è un evento importante perché ci sono tantissimi ragazzi, insomma cosa ci canterai e quali sono anche le tue emozioni per questo evento, mentre ti metti giustamente la sciarpa dell'All Star Sicilia perché fai parte ormai di questa grande famiglia, quindi qual è la tua emozione oggi di cantare in uno stadio con 20.000 persone, 20.000 ragazzi? Vabbè, l'emozione di cantare davanti alla gente c'è sempre, canterò I bambini fanno O perché è il mio cavallo di battaglia da 21 anni ormai e sono contento che mi tenga ancora in vita artisticamente. Canterò Non dormivo la notte che parla del tema del bullismo che si trova un po' dovunque, non soltanto sui banchi di scuola. E soprattutto la finalità di questo evento per Niscemi e per quello che ha subito con delle immagini toccanti che abbiamo visto tutti e poi Luca Napoli è fantastico perché ha un pensiero per tutti sempre, lui dice noi dobbiamo essere una grande famiglia, ora non è che lo dice così per dire, io ho avuto modo ieri di vedere su al roof quando abbiamo mangiato, c'è una bella unione, c'è un bel gruppo qui anche se poi si gioca a pallone giusto per questa finalità importante che poi è per Niscemi. Ma tu darai qualche calcio al pallone o canti solo oggi? No, io ho giocato anche nell'Inter quando avevo 16 anni, solo che ho poco fiato, giocherò qualche minuto sicuramente fermo in mezzo al campo, sai che quelli bravi giocano fermi. Sì. Vabbè, allora, in temi importanti, quello del bullismo, Robby, se tu hai domande da studio io gliele riporto perché in questo momento Povia non ti sente, però se vuoi io gli riporto la tua domanda. Senti, mentre arrivano altri ospiti, tu... Sì, ve li porto a blocco perché sennò ovviamente il pullman ci chiama e vi dobbiamo salutare, quindi... Mister, buongiorno. Mister Marcolin. Buongiorno. Ciao, buongiorno. Nicola Grottaglie. Venite. Allora, parliamo un po' di calcio con tutti. Andrea, ora con te parliamo anche di rugby, qualcosa. No, però partirei intanto col mister, perché io al mister voglio chiedere una cosa ben specifica, è anche difficile da capire. Il Catania va in ritiro. Allora, questi ritiri funzionano oppure no? Si fa gruppo in questi momenti? Poi lo chiedo anche a Nicola che li ha fatti i ritiri da giocatore. No, servono i ritiri, servono per fare gruppo, per preparare la testa, la partita, per concentrarsi, è un motivo per trovare delle energie diverse e per non perdere l'obiettivo. Speriamo che quest'anno il Catania ce la faccia perché ritornare in B sarebbe molto bello, questi playoff sono da vincere. Dai, una squadra come Catania non è una squadra, è una città che può fare questi playoff e l'allenatore Mimmo Toscano che è un amico nostro, gli facciamo un grande in bocca al lupo. Insomma, anche l'anno scorso era questo il tema, avevo fatto una domanda simile, perché ci ritroviamo sempre in questo periodo dell'anno in cui iniziano i playoff. Allora chiedo a Nicola, perché voi due giocate ogni anno assieme, siete fortissimi con la squadra, quindi è anche difficile, no, giocare contro di loro. Nicola, tu da giocatore, questi ritiri, insomma, sono una cosa che servono e poi ti chiedo, secondo te questo Catania ce la può fare? Perché, insomma, i playoff sappiamo che sono una cosa difficilissima, 28 squadre che si sfidano e poi non si sa mai cosa succede, anche per un motivo di preparazione. Cioè, il Catania starà sostanzialmente 20 giorni fermo.
Ma sul ritiro si sbaglia a pensare che il ritiro è un luogo fisico, ma quello non è assolutamente la chiave del successo. Il ritiro è un'attitudine che i giocatori hanno prima di un evento importante, quindi indipendentemente dove sei, se sei in un hotel, se sei a casa, se sei sugli spalti, bisogna essere concentrati sull'obiettivo, quello è il vero ritiro nel senso pratico. Il Catania certo che ce la può fare, deve crederci, poi il campo dirà quanto realmente questa squadra e questa società crede in questo obiettivo e quello poi si vede dai fatti, da quello che faranno, quindi noi speriamo, perché chi tiene al Catania sa che il Catania deve stare a quel livello e adesso è tanti anni che si aspetta questo salto, speriamo che sia quello giusto, ogni anno diciamo la stessa cosa, però speriamo sia quello giusto quest'anno e tifiamo tutti Catania, basta. Allora io farei ora parlare a Moreno Morello, perché c'è sempre Striscia Notizia nel gol per la solidarietà, insomma, scusate, passano davanti, però Moreno, tu sei presente quest'anno, con Striscia Notizia c'è sempre qualcosa di divertente, ieri ci hai fatto ridere a tutti di sera, posso dire, hai detto due cose e tutti hanno riso molto. Mi fa piacere, ma io più che altro sono qui per fare da mental coach a Jimmy Ghione, perché quel ragazzo rende molto di più se è spronato, e poi volevo dire che il ritiro è molto importante anche per Jimmy Ghione, che dovrebbe proprio pensare al ritiro in maniera di calcio e ritirarsi definitivamente. Invece qui Tetragono che continua a giocare e a spendersi per questa causa, quindi io farei un plauso anche a lui. Poi mi ha coinvolto quest'anno, siete al 18° anno, spero di divertirmi molto. Giocherai? No, sono il mental coach, io devo stare in panchina e guidare quelli che sono i suoi spostamenti e i suoi stati d'animo durante la partita. E allora adesso aspettiamo a Jimmy Andrea, lui è un nostro amico ovviamente delle nostre reti, tu oggi giochi ma non è che ti confondi e poi placchi qualcuno? No, guarda, su quello assolutamente no. Oramai i rugbisti sono, come dire, un po' più esperti dei calciatori, sanno chi devono colpire, però a parte questo no, deve essere qualcosa di bello, di divertente e soprattutto ritornando al ritiro, la squadra si ritira in una forma spirituale, quindi che cosa fa? Si prepara e si ritira in quel momento per affrontare un gruppo e un lavoro. Eccolo! Abbiamo una partita da fare, l'avete riconosciuti, due campioni, Caniggia, grandissimo giocatore. No, ma assomiglia un po' a Cassano, posso dire? No, è Caniggia, grande giocatore. No, va bene, no, non volevo intervenire, però abbiamo una partita da fare, non so se lo sapete. Vuoi farmi delle domande? No, se il mental coach ti ha spronato stamattina. Sì, Moreno. Sì, allora io e Moreno siamo una coppia che ormai va avanti da anni, abbiamo dormito in stanze separate perché non volevamo dare adito a certi pensieri puriginosi, però no, comunque ci vogliamo bene, l'avete riconosciuto, Caniggia, è sempre lui, eccolo qua, è venuto a giocare con noi. Fammi delle domande. Con chi gioca? No, con chi giocate? Tu con chi giochi? Con l'All Star? Io gioco, sì, gioco con l'All Star, con le scarpe, con le All Scarpe, tutti con le scarpe. No. Lui mi ha detto che ha giocato all'Inter. Sì, lui sì. Comunque volevo salutare i miei amici, tutti quelli che mi vedono da casa, ciao. E la partita è stata dura, grazie a tutta la squadra, veramente noi siamo coesi. Ma sei motivato a vincere oggi? Insomma, è sempre bello vincere, oltre che parlare di solidarietà e tante cose belle. Sì, grazie al mister anche che ci ha messo bene in campo. Classiche risposte da giocatore post partita. È vero, no, è così o no? Tutti bravi. Sì, tutti bravi. Tu chiedimi, ma sei stato bravissimo, dimmi. Sì, sei stato bravissimo, migliore in campo oggi. No, non è stato merito mio, è merito di tutta la squadra, veramente, cioè io non voglio parlare del singolo, grazie, ma comunque se sono qui è merito della squadra. Sì, soprattutto della società che ti ha messo in condizione di fare. Le condizioni, c'è una bella ragazza, ecco, facciamola entrare. Ciao, è stato bellissimo, ciao. Eleonora Incardona, buongiorno, che ovviamente è la madrina dell'evento. Ieri mi dicevi una cosa, che non è la prima volta che viene al Massimino, perché lei è sicilianissima, però sarà la prima volta che calchi il prato, il manto verde del Massimino. Sei emozionata per questa presentazione di questo evento così importante? Sono emozionatissima, tant'è che vi devo svelare un segreto, io stanotte non ho dormito, Luca, cioè ero veramente super emozionata, non vedevo l'ora che arrivasse finalmente questo giorno per poter calcare il prato del Massimino, perché voi dovete sapere che la mia prima volta al Massimino è stata a 16 anni, è stata la prima partita che ho visto del Catania proprio qui al Massimino quando giocava in Serie A.
Anche perché lei, diciamo, ogni settimana va o a San Siro o all'Olimpico o allo Juventus Stadium, quindi è abituata a campi di calcio ottimi e belli. Però Eleonora, ti chiedo anche un pensiero, no, per Niscemi, perché è una partita dedicata anche e soprattutto a quello. Sono veramente felice di poter sposare questa causa, tra l'altro io sono siciliana, quindi a maggior ragione sono vicina ai nostri amici di Niscemi che purtroppo hanno subito questa grave tragedia, quindi mi raccomando oggi tutti allo stadio, tutti insieme uniti per i nostri amici di Niscemi per questo fine solidale. Nazionale, ora parliamo con la nazionale artisti di rappresentanza, c'è Manuela, prego, venite, assolutamente sì, perché la nazionale artisti, grazie Eleonora, ci vediamo poi noi dopo in campo. Allora, la nazionale artisti che fa parte è un quadriangolare, quindi c'è la nazionale artisti che ogni anno è presente, tutti gli anni. Facciamo vedere esatto. che cosa facciamo. Esatto, Ecco. Quindi Manuela, raccontaci tu cosa fate ogni anno e perché siete qua anche quest'anno a rappresentarvi, tutti vi rappresentano in questo quadriangolare. Allora, noi siamo nati nel 1987, quindi da tantissimi anni facciamo partite in Italia e all'estero per beneficenza. Questa è la 18ª edizione di Un Gol per la Solidarietà insieme a Luca Napoli e insieme ancora una volta siamo qua in campo per divertirci e fare beneficenza, giusto Thomas? Do la voce a lui perché è il nostro anche allenatore della squadra. Qual è la novità quest'anno? Che abbiamo rubato un giocatore del Catania che ha giocato a Catania, Geda, eccolo qua, il nostro attaccante e il nostro capitano, quindi oggi giocherà con noi con la Nazionale Artisti TV. Fra l'altro posso dire perché Geda è un ragazzino, perché tu ancora giochi, io vedo che con la Z Milano, no, fai cose importanti, quindi sei in perfetta forma, io ti vedo sempre giocare, hai quel tocco che ovviamente non manca mai, non se ne andrà mai, però corri anche. Ma allora, diciamo che mi diverto, ecco, mettiamola così, ragazzino un po' troppo, però cercavo di dare il nostro contributo. A Catania non posso più giocare, sono troppo vecchio per giocare, però va bene lo stesso, ci divertiamo, siamo qui per una nobile causa, quindi va bene così, sono molto contento di partecipare. Quindi ragazzi, tutti per Niscemi, mi raccomando, venite allo stadio numerosi, vi aspettiamo. Eccoli qua, Nazionale Artisti TV. Ciao! Allora, ci siamo quasi, io farei venire Beppe Convertini che è sempre presente, qua abbiamo anche Capitan Ventosa, venite tutti e due, venite Beppe, prego. Buongiorno, allora Beppe e Capitan Ventosa, tutti gli anni presenti a questa partita, non manca mai il vostro apporto per una causa importantissima, Beppe. Sì, assolutamente, Un Gol per la Solidarietà è un appuntamento annuale fondamentale per tutti noi, ma ormai è un appuntamento nazionale perché da tutta l'Italia e anche oltre i confini arrivano proprio per la solidarietà. Quest'anno in particolar modo per Niscemi che ha vissuto e sta vivendo una tragedia incredibilmente inaspettata o perlomeno non si sperava che non mai accadesse. Ora bisogna davvero essere uniti per loro, naturalmente oggi è solidarietà ma anche sport, anche calcio, un'iniziativa davvero incredibile di Luca Napoli che è diventata maggiorenne, 18 anni, io ci sono stato sempre ed è bellissimo essere qua allo Stadio Massimino, ha una storia questo stadio, una storia straordinaria di calcio ma una storia di grande amore e di grande solidarietà in una terra unica al mondo che è la Sicilia, quindi grazie a Luca di portare avanti un'iniziativa così importante per quelli che hanno più bisogno. E oggi ci accompagna anche un bel tempo, allora vedo che il pullman sta partendo, quindi l'ultimo invito per chi vuole venire allo stadio fra pochissimo. Ti stai chiamando? Sì, Roberta, io sento No, poco. allora Edoardo, vogliamo chiudere, però visto che i pullman stanno partendo, chiedo una cosa a Luca, saluto naturalmente Beppe Convertini, ma voglio chiedere una cosa a Luca. Allora, è un quadrangolare, me le dici le 4 punte di diamante che saranno in campo quest'oggi? 4 punte di diamante, 4 orgogli personali, vai e poi ci salutiamo. No, perché ci sono 120 giocatori in campo e farei offenderei qualcuno, quindi non potrei mai farti 4 nomi. Sicuramente però tante persone preparate fisicamente ma anche mentalmente a quello che li aspetta in campo, quindi e molti che giocheranno fermi, felici e preparati mentalmente. Dico, molti giocheranno fermi o non giocheranno proprio. O non giocheranno proprio. Va bene, allora abbiamo finito il tempo, in bocca al lupo, noi ovviamente vi seguiremo nelle edizioni dei nostri telegiornali. Ringrazio il collega Edoardo Sergi che è stato questa mattina insieme a tutti voi, complimenti, in bocca al lupo, buona giornata. Grazie Roberta.
Allora, congediamoci, naturalmente Lorena è rimasta qui ad assistere a questo siparietto di questo happening di presenze, divertentissimo, insomma sarà un'altra meravigliosa giornata, tra l'altro credo che il tempo assista. Noi a proposito del tempo andiamo a vedere come sarà e torniamo con Lorena per la prima parte della rassegna stampa. Ben ritrovati ai nostri telespettatori da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Nella giornata di mercoledì correnti fredde apporteranno un po' di instabilità su parte del nord Italia con fenomeni a nord-est e in Lombardia, poi anche tra Piemonte ed Emilia Romagna. Ma diamo subito uno sguardo alla situazione attesa in Sicilia per quanto riguarda la giornata di mercoledì, attese condizioni di bel tempo con cieli sereni o poco velati, ventilazione a tratti moderata con mari calmi o poco mossi, contesto climatico mite con punte di 23-24 gradi. Per quanto riguarda poi la giornata di giovedì avremo condizioni di assoluta stabilità atmosferica con il sole che splenderà su tutta la Sicilia. Ventilazione a tratti moderata con mari calmi o poco mossi. Contesto climatico che ancora una volta sarà mite con temperature massime localmente anche fino ai 26 gradi. Per tutti i dettagli c'è l'app di Trebi Meteo. Ecco, tornati in studio e subito a Lorena Dolci per la prima parte della rassegna stampa. A te Lorena. E allora sì, andiamo a vedere le prime pagine dei quotidiani regionali, partiamo dalla Sicilia. A parte i temi nazionali troviamo ovviamente il fatto di cronaca, ucciso in casa e abbandonato in strada, 3 fermi, lo abbiamo anche già commentato, mentre Repubblica Palermo dedica l'apertura a questo pasticciaccio sulla spiaggia di Mondello, bufera alla regione, Schifani attacca l'avvocatura, che è quella che difende la regione, contesta i legali che hanno a loro volta, un po' complicata la vicenda, censurato il Presidente del Consiglio di Giustizia Amministrativa, bollandola come iniziativa irrituale. E poi si parla anche di politica perché rimpasto, nuovo rinvio, adesso Lombardo minaccia lo strappo e poi c'è l'emergenza Sferracavallo dove, come sapete, ci sono stati vari episodi di intimidazione che però è senza telecamere e poi appunto la cronaca con Giuseppe Florio ucciso e avvolto in una coperta, coppia agli arresti. Vediamo la prima pagina della Gazzetta del Sud, appunto dopo la cronaca avvenuta in territorio di Messina, cioè fra Giardini, in particolare insomma a Giardini, poi il corpo è stato abbandonato a Castiglione. C'è una curiosità che riguarda il vulcano di Vulcano, cioè dell'isola di Vulcano. Che cosa ci dice questa ricerca? L'intelligenza artificiale, che ormai insomma la troviamo un po' dappertutto, l'IA per prevedere le eruzioni del vulcano. Nuovo studio dedicato dell'Istituto di Vulcanologia e di Geofisica e l'isola, integrare i satelliti con i sensori a terra grazie appunto all'aiuto dell'IA. È il nuovo studio dedicato alla prevenzione. E poi andiamo a vedere il giornale di Sicilia, le liti nella maggioranza, qui l'apertura è dedicata al rimpasto futuro. Schifani chiede ancora tempi stretti, ma al momento prevalgono i disequilibri fra le correnti. Andiamo a vedere poi appunto nel dettaglio qui l'omicidio Flori, incastrati dai video, 3 fermi per il cadavere avvolto nella coperta, nelle immagini 2 donne e un uomo che nascondono il corpo della vittima in auto. Possibile movente il furto di un bancomat e di denaro. E poi qua ci dice appunto l'uomo si sarebbe recato nell'abitazione della coppia per reclamare la restituzione del bancomat che non trovava da alcune settimane e di una ingente somma di denaro che era stata prelevata senza il suo consenso. Ne sarebbe nata una discussione e poi una vera e propria lite degenerata rapidamente fino a trasformarsi nell'aggressione mortale. Il 66enne sarebbe stato colpito più volte alla testa con un martello e poi accoltellato all'addome e al viso e poi, come vi abbiamo raccontato, trasferito in un altro luogo per depistare. Anche qui vediamo vari frame tratti dal video diffuso dai carabinieri, che è appunto il film non dell'omicidio ma delle immediate fasi successive, ma attiro la vostra attenzione su quest'altro titolo, cioè questo scandalo sull'elisoccorso lanciato dalla Commissione regionale antimafia che ha approvato la relazione sul caso.
nell'affidamento del servizio di elisoccorso di emergenza ci sono gravi opacità, è la conclusione a cui è giunta la Commissione regionale antimafia presieduta da Antonello Cracolici. Sotto la lente della Commissione sono finiti diversi punti critici, come il conferimento dell'incarico del RUP, responsabile unico del progetto del servizio, ad un funzionario della Regione già destinatario di altri incarichi per milioni di euro, ma anche il ricorso alla procedura negoziata senza un bando e la proroga del contratto allo stesso operatore economico, e inoltre la qualificazione della stazione appaltante e soprattutto l'inefficacia del sistema di prevenzione della corruzione della Regione, che non dispone, come si legge nella relazione, di un sistema di alert che consenta iniziative immediate in particolari situazioni che manifestano sintomi di una cattiva gestione. Quindi fari puntati dell'antimafia. E poi dicevamo questo brutto pasticcio sulla spiaggia di Mondello, l'avvocatura fa infuriare Schifani, il presidente cosa ha fatto? Ha criticato l'organismo, cioè i suoi legali, che era intervenuto sul caso dell'italo-belga. Chiedendogli di revocare la misura cautelare che di fatto ha ripristinato la concessione della spiaggia di Mondello. Quindi dopo varie denunce eccetera, di fatto a gestire tornerà, almeno per questi mesi, la società italo-belga concessionaria da oltre un secolo di questa spiaggia, che poi è la spiaggia di riferimento per i palermitani. Ma la stagione è alle porte non soltanto per i palermitani, possiamo già cominciare alle spiagge, ai primi tuffi anche nel catanese, dove partono i divieti necessari, soprattutto nei pressi dei canali e dei corsi d'acqua che si affacciano appunto alla playa. Il sindaco ha di fatto replicato i limiti del 2025, spesso non rispettati. L'ASPA ha già effettuato i prelievi per l'analisi delle acque, ricordiamo appunto in corrispondenza della foce, dei fiumi e dei canali, ma i risultati non sono ancora pubblici, quindi ci sarà un'altra puntata. E poi abbiamo già parlato, San Cristoforo, via i lavori per rigenerare il quartiere con i 21 milioni del decreto Caivano, cerimonia nella scuola Dusmet Doria che sarà in parte demolita per dare spazio a un centro sociale per minori. Andiamo a vedere adesso appunto la pagina dedicata della Sicilia, dedicata a Catania. C'è questa inchiesta sulle bare parcheggiate nei 2 depositi del cimitero. Ben 34 rischiano i campi comuni, dimenticate o lasciate per non pagare sepolture. Il comune intima a altri 7 giorni di tempo. Andiamo a vedere poi ancora altre notizie. I finti carabinieri e il bonifico, fallisce la truffa ad un anziano, all'uomo erano stati chiesti 14.000 euro, ha capito il raggiro solo in banca, poi molto agitato si è rivolto alla polizia che ha per fortuna sua bloccato questo bonifico. Quindi le truffe che continuano a prendere varie forme e a trarre in inganno varie vittime. Veniamo alla politica. Schifani rinvia ancora il rimpasto, Lombardo pronto allo strappo, Renato Schifani manda in soffitta l'ultimatum lanciato agli alleati già la scorsa settimana. Il governatore, che avrebbe voluto assegnare le 2 deleghe di cui detiene l'interim, cioè la gestione provvisoria, cioè famiglia ed enti locali, ieri ha lasciato filtrare che fosse necessario un supplemento di confronto, quindi ancora tempi lunghi. E poi pensiamo anche alle amministrative, oggi liste chiuse, da Agrigento a Marsale il centrodestra corre spaccato, è scaduto il termine per le candidature, al voto 1 milione di siciliani in 60 comuni. E poi, se volete, ci sono tutti i derby delle maggioranze. Ci fermiamo qua, ti leggo solo questo titolo: il flop delle nuove piste ciclabili, siamo a Palermo, a rischio 5 milioni del PNRR, il comune cede alle pressioni di commercianti e consiglieri di quartieri e interrompe le piste ciclabili. Allora Lorena, adesso andiamo a guardare con le nostre telecamere su un'arteria di Catania, lo facciamo puntualmente tutti i giorni. Questa è l'immagine della zona dell'ex Tondo Gioeni, ci sembra che il traffico tutto sommato, seppure piuttosto notevole, in qualche modo sia scorrevole, quantomeno dopo, diciamo, le situazioni infernali dei giorni scorsi. Dopo le situazioni infernali
giornali dei giorni scorsi. Questo invece è naturalmente via Vincenzo Giuffrida, con molte auto in ingresso in città, così come in uscita, ma comunque non ci sembra ci siano congestioni particolari, quindi ecco qua, così come piuttosto fluida è la situazione anche in questo tratto di strada della circonvallazione. È anche vero che ci stiamo affacciando in un orario leggermente diverso, no, da quello che normalmente rappresenta l'orario più critico, quindi insomma si viaggia bene. E ancora la neve sull'Etna, Lorena. Resiste anche a queste temperature, è sempre bellissima. E poi la nostra cartolina da Taormina, questa volta le nubi non incidono, ci permettono di vedere anche da qui la bellezza del vulcano e del mare assieme. Ci fermiamo, c'è una pausa, torniamo tra pochissimo con la seconda parte della rassegna stampa. Siamo tornati in studio, subito a Lorena Dolci, seconda parte della rassegna stampa nazionale e internazionale. Lorena, a te. E allora le prime pagine dei giornali sono dedicate intanto al caso Minetti, l'igienista dentale che era in carcere, ha avuto la grazia in circostanze che adesso cominciano a sembrare alquanto sospette, e poi vediamo anche gli scenari internazionali di guerra e il decreto sul giusto salario. Allora andiamo a vedere intanto il Corriere della Sera, come vi dicevo, grazie a Minetti, buchi nell'indagine, ora si riparte, la Procura Generale precisa che il parere può cambiare, quindi la grazia potrebbe anche essere ritirata. E poi piano per Hormuz, Trump dice Iran è al collasso, e poi questa notizia che ha fatto tremare insomma gli esperti: Emirati vanno via dall'OPEC, che è l'organizzazione appunto dei produttori di greggio. Meloni difende Nordio, scrive la Repubblica, la Premier sulla grazia al Minetti, dal governo nulla di sbagliato, verifiche fatte dalla Procura, qualcuno parla di vari scaricabarile, la PG di Milano infatti fa ammenda, dice fatti gravi, potremmo rivedere parere, insomma pare che nessuno avesse fatto indagini così approfondite. E poi di spalla vediamo lo sfogo di Segre, come nel 38 mi chiedono perché non muori, una donna che ha, ricordiamolo, 96 anni. E poi la stampa che invece dedica grande attenzione a questo decreto sul lavoro, 1 miliardo al lavoro, stop ai contratti pirata, e quindi lo vedremo nel dettaglio. E poi Minetti, scontro Procura Nordio, e giù ancora il caso Liliana Segre, io travolta dall'odio. Prima pagina, l'Avvenire, tutta apertura dedicata al giusto salario, con il governo che varia incentivi e norme per sostenere gli stipendi attraverso la contrattazione, più occupazione, ma cresce anche il lavoro povero e condiziona l'educazione dei minori. Allora, partiamo appunto dal caso Minetti. Allora, ricapitolando, lei ha ottenuto la grazia perché ha un figlio adottivo bisognoso di cure, ma che cosa emerge? Che non ci sono stati controlli all'estero nell'ite durato 7 mesi. La domanda arrivata in via Renola, cioè al Ministero di Giustizia, poi il modulo con le risposte della Procura e il parere favorevole, fino alla firma del Quirinale per ragioni umanitarie, che si è trovato davanti un fascicolo già pronto e approvato. Scatenata questa bufera, la Premier blinda il guardasigilli, scarica tutto sulle toghe, qualcosa è mancato, e quindi dito puntato sui magistrati. Lei cosa dice, la Minetti? Ho rispettato la legge, mio figlio è esposto in modo ingiustificato perché secondo lei appunto il bambino adottivo ha una grave patologia, ci siamo rivolti a strutture sanitarie d'eccellenza, su di me ricostruzioni false, l'intero percorso adottivo è stato regolare, ma questi fatti, che sono stati tra l'altro sollevati da un'inchiesta giornalistica, emergono invece varie falle.
E ancora questo era quel tratto. E poi veniamo appunto al decreto sul lavoro, 1 miliardo per il lavoro, stop ai contratti pirata, bonus assunzioni per i giovani. Il decreto 1° maggio prevede agevolazioni per chi assume, più tutele per i rider, agli under 35, incentivi fino a 650 euro, 800 euro alle lavoratrici svantaggiate. Secondo la ministra del lavoro Marina Calderone il salario giusto è una scelta di campo che verrà inserita in interventi futuri e per ora ci sono giudizi positivi da parte dei sindacati, quantomeno di CISL-UIL e da parte delle organizzazioni di categoria. Vediamo adesso agli esteri e in particolare al Golfo di Hormuz, quel collo di bottiglia che ha bloccato il transito di gran parte del traffico di petrolio. La crisi di Hormuz spacca l'OPEC, appunto l'organizzazione che raccoglie i produttori di greggio. Emirati si tirano fuori, fine dell'asse con Riyadh. Abu Dhabi rivendica autonomia dal cartello del petrolio e sfida la leadership saudita. Quindi tutto un rimescolamento delle carte. Sullo strappo pesa anche la gestione troppo debole della guerra e la rigidità di Riyadh sulle quote. E intanto vediamo come vanno le trattative per fermare la guerra in Iran. Gli Stati Uniti bocciano le proposte di Teheran, convinti che stanno per collassare. Trump dice: ci chiedono di riaprire subito Hormuz, e poi attacca Merz, mi critica, non sa di cosa parla. Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha anticipato il rifiuto di Trump alle condizioni poste dagli iraniani. Insomma, siamo in evidente stallo, perché da una parte gli iraniani non si sedono al tavolo, dall'altro queste proposte che neanche poi arrivano su fogli bianchi, ma vengono anticipate e non raggiungono l'effetto sperato. Ma intanto è una guerra, c'è una guerra sul campo che si combatte molto anche con l'intelligenza artificiale. Quindi in questo articolo della Stampa vediamo se un algoritmo decide chi uccidere, ma nessuno sa più il perché. Le big tech, cioè le grandi aziende che raccolgono una immensa quantità di dati, raccolgono i dati e li trasformano in decisioni, mentre le scelte politiche scompaiono. Questo è un'analisi di quello che alla fine c'è dietro le guerre dei giorni nostri. Ma scombussolamenti anche sul fronte americano, dietro appunto in tutto l'entourage di Trump, da Vance ai repubblicani, la fronda contro Exit, troppi errori e bugie. Il presidente Trump dice che l'Iran è al collasso e che lo sta implorando di fare un accordo, ma anche la sua amministrazione non se la cava bene se sono vere le rivelazioni pubblicate da The Atlantic sui contrasti tra il vicepresidente Vance e il capo del Pentagono Exit sull'andamento della guerra. Insomma, sembra un po' un tutti contro tutti. Poi ieri c'è stato l'incontro tra Re Carlo e Trump, missione compiuta, siamo alleati stretti. Quindi hanno di nuovo sancito questa storica alleanza. Torniamo in Italia. Per questo momento drammatico sono i familiari dei ragazzi morti o rimasti feriti nella strage di Cram Montanaro. Hanno potuto vedere il video che immortalava gli ultimi momenti. Nel video i volti dei ragazzi in festa, nessuno li ha avvertiti del rogo. Gli avvocati di Sofia Donadio, ustionata a Cram, hanno visto le immagini in un minuto. Nei volti di questi ragazzi sono passati dalla gioia al dramma. È stato uno shock per loro e naturalmente per i familiari. Un altro dettaglio che emerge da questa udienza è che gli estintori erano introvabili. Jessica, una dei due proprietari, in fuga tra i primi senza dare l'allarme. E quindi forse peggiora anche la sua situazione. E poi c'è quest'altro giallo che ancora non trova soluzione, la morte di madre e figlia la sera di Natale, avvelenate o comunque morte a causa di questo potentissimo veleno, la ricina. Chi è l'amico che fece le flebo? Si valutano le sue chat con Alice, un professore di scienze infermieristiche e il nuovo super testimone. La zia delle avvelenate difende i familiari, dice nessun assassinio, è stato un incidente. Allora andiamo ancora avanti.
quello che si sta delineando come un nuovo femminicidio: Elisa, morta a 22 anni giù dal dirupo, perquisita l'abitazione dell'amico. Giallo nell'Oltrepo pavese, i familiari avevano denunciato la scomparsa, non si esclude al momento nessuna pista. E poi continua la saga della famiglia nel bosco, ricordate, la famiglia che viveva con questi bambini, isolata dalla tecnologia, dalla modernità, a cui i bambini sono stati tolti. Adesso i genitori contestano la perizia datata e piena di errori, il contrattacco della difesa affidato ad uno psichiatra, documento inconsistente, i disegni dei bimbi non provano nulla. Fra l'altro ieri hanno incontrato il ministro Salvini, che è dalla loro parte. Poi, senza consenso, è uno stupro, il Parlamento dell'Unione Europea sconfessa l'Italia. Sul pronunciamento di Strasburgo si spacca il centrodestra, Fratelli d'Italia e Forza Italia, Forza Italia per il sì, Fratelli d'Italia per il no, la Lega sceglie l'astensione. Il Parlamento sconfessa la linea della maggioranza, ricorderete, sul reato di stupro e chiede una legge basata sul concetto di consenso libero attuale revocabile. E ancora andiamo avanti, appunto parlavamo del caso di Liliana Segre e la grande amarezza della senatrice a vita: mi augurano di morire, sono sommersa da una valanga d'odio, da madre ero molto preoccupata per il corteo del 25 aprile. E insomma praticamente è sempre nel mirino di varie accuse. E poi siamo ormai quasi in chiusura, il grande duello su ChatGPT, questo strumento che ormai diciamo è diventato abbastanza familiare, crisi di crescita, OpenAI manca l'obiettivo e spaventa Wall Street, la società non ha raggiunto il miliardo di utenti a settimana e i finanziatori crollano in borsa, ma c'è stato anche un duello tra i due fondatori. Roberta, noi ci fermiamo qui, a te la linea. Sì, ci fermiamo con la rassegna stampa, comunque ritroveremo Lorena più tardi, proprio prima della chiusura. Adesso andiamo in pausa e torniamo con un nostro ospite, con un collegamento con Palermo. A tra poco. Siamo tornati in studio, oggi un altro collegamento da Catania, dove abbiamo raccontato, vi abbiamo presentato la manifestazione di oggi, il Gol per la solidarietà, che fra poco prenderà il via allo stadio, che seguiremo naturalmente. Ci spostiamo a Palermo, dove trovo il collega Marco Gullà, è a Palermo. Buongiorno Marco, buongiorno anche al tuo ospite. Oggi parliamo del quartiere Noce, che diventa una sorta di test di apripista per quanto riguarda la raccolta differenziata a Palermo. Spiegaci in che termini, a te la linea. Sì, buongiorno Roberta, buongiorno a tutti. Sono con il presidente di Lega Ambiente Sicilia, Tommaso Castronovo, che ringraziamo ovviamente sempre per la sua grande disponibilità. Noi siamo intanto insomma in una delle sedi poi di Lega Ambiente, che ne ha tante, insomma, sparse ovviamente anche per la Sicilia. Per oggi è una giornata importante, ma io inizio un percorso importante, presidente, quello appunto di iniziare a forgiare alla cittadinanza, ma soprattutto anche in un quartiere particolare, popolare come quello della Noce, insomma, la raccolta differenziata. Voi avete fatto una sorta di alleanza, un triumvirato con la RAP, col Comune e soprattutto con Lega Ambiente. Cosa farete, Presidente? Noi facciamo quello che sappiamo fare meglio: informare e sensibilizzare i cittadini come fare bene la raccolta differenziata domiciliare, quindi il porta a porta. Finalmente Palermo si sposta il suo baricentro verso le periferie, quindi a partire dal quartiere Noce e poi in altri quartieri ancora più delicati, per fare un salto in avanti, un salto di qualità anche nella gestione dei servizi della raccolta dei rifiuti urbani, a partire appunto dalla raccolta differenziata domiciliare che partirà dal quartiere Noce, che interesserà oltre 20.000
utenze, 20.000 cittadini, 7.800 utenze, e noi appunto incontreremo i condomini, incontreremo appunto anche i residenti, faremo diversi incontri di informazione e sensibilizzazione, tanto nei condomini quanto nelle parrocchie, nelle scuole, nelle associazioni, nelle sedi delle associazioni di quartiere. E qui avranno a disposizione i cantieri culturali Lazise, i cittadini, anche un punto di informazione, uno sportello informativo aperto dal lunedì al sabato, in cui incontreranno i nostri facilitatori ambientali che gli potranno rispondere ai loro quesiti, alle loro domande, potranno ritirare i mastelli che non saranno consegnati, che non potranno essere consegnati presso il domicilio, e quindi insomma avranno qui a disposizione un modo per capire bene, ma soprattutto per come dire, condividere l'obiettivo che questa città si sta dando, quello appunto di uscire fuori dal degrado e avere una città più pulita e più sostenibile. Assolutamente, tra i facilitatori c'è ovviamente anche questa ragazza Gwendalina, che ovviamente insomma, caro Presidente, avranno un ruolo fondamentale, perché come ben sappiamo e come insomma cerchiamo anche di far capire ai nostri telespettatori, insomma Quartiere Noce ma anche altri quartieri un po' popolari di Palermo ovviamente non avranno sicuramente un impatto subito positivo con la raccolta differenziata. No, questo forse è uno degli ostacoli un po' più insomma diciamo impervi di questo vostro percorso? Sì, ma appunto è quello un po' che non è stato fatto negli altri quartieri, per cui oggi Palermo è un po' una città che fanalino di coda nella raccolta differenziata nelle grandi città, ma proprio perché noi abbiamo spiegato e credo che abbiano compreso anche la nuova dirigenza della RAP, l'amministrazione comunale, che per far bene la raccolta differenziata i cittadini devono essere informati e curati, quindi curati nel momento in cui hanno delle incertezze, dell'incomprensione, devono trovare sempre qualcuno a cui fare riferimento. Noi appunto credo che con la nostra esperienza, anche con le buone pratiche che in questi anni abbiamo proposto nell'ambito del nostro progetto Sicilia Munnizia Free, credo che saremo in grado di di vincere questa sfida, di avviare questo percorso virtuoso anche con i cittadini del quartiere Noce, ma anche con altri cittadini della città di Palermo, perché appunto non ci sono cittadini di serie A e di serie B in questa città, tutti devono essere serviti a nostro parere da un servizio efficiente come quello della raccolta differenziata domiciliare, che appunto poi alla fine, come dire, gli eviterà anche di spostarsi per buttare i rifiuti nel cassonetto stradale, quindi fare qualche centinaia di metri, invece dovranno semplicemente scendere i loro mastelli davanti alla porta, perché appunto venga poi ritirato dagli operatori della RAP. Io volevo fare una domanda, se Roberta mi permette, se abbiamo ancora qualche minuto. Ce l'hai Marco, vai pure. Sì, assolutamente, perché nei report ovviamente che voi comunque fate, anche diciamo ogni 6 mesi credo, insomma in un periodo di tempo, viene sempre all'occhio il fatto che comunque tra insomma i paesi più virtuosi ci sono sempre quelli anche della Sicilia occidentale, Sicilia orientale, però non troviamo mai le città, i grandi capoluoghi. Palermo, Catania, l'ha detto lei stesso, insomma sono sicuramente meno virtuose di tanti paesi. Ma perché nel paese, nel comune, anche con meno abitanti, si riesce comunque a forgiare alla popolazione la cultura della differenziata e invece in città no? Tanto appunto dipende dal servizio che viene offerto. Queste città scontano anni di ritardi. Se pensa che il primo step che è stato avviato per la raccolta differenziata risale al 2015, quindi insomma parecchi anni fa. O queste cose si fanno subito all'inizio in modo tale che diventa patrimonio comune di tutta la cittadinanza, che è un obiettivo che bisogna scalare unitariamente, oppure appunto si creano pezzi di divergenze, disuguaglianze e inefficienze. Noi appunto queste cose vanno superate con un'organizzazione puntuale del servizio, che non può prescindere dalla raccolta domiciliare. Anche Catania appunto ha sofferto questa inefficienza. Sì. Noi crediamo che però appunto per migliorare
bisogna puntare alla comunicazione. È estremamente importante che i cittadini si sentano coinvolti anche empaticamente rispetto al raggiungimento di questi obiettivi. Noi lo sappiamo trasmettere, lo sappiamo fare, abbiamo dei facilitatori molto bravi che fanno educazione ambientale da parecchi anni e che sono abituati a parlare con la gente e a spiegare perché bisogna migliorare la qualità della vita nella nostra città attraverso il contributo di tutti. Roberto, un grande impegno da parte del presidente Castronovo, che è sempre una persona che al di là del suo ruolo appunto anche istituzionale scende in campo, insomma lavora sulla mentalità, lavora anche sulla cultura, insomma da provare insomma a forgiare appunto alla cittadinanza palermitana. Hai delle domande? Se no insomma andiamo in chiusura. Sì Marco, no, abbiamo ancora qualche minuto, quindi possiamo parlare un po'. Volevo semplicemente chiedere al Presidente quella che poi è la situazione di Palermo, perché noi stiamo ovviamente parlando a tutta la regione, no? E parliamo di una Palermo un po' indietro nell'organizzazione della raccolta differenziata. Abbiamo parlato oggi del quartiere Noce che diventa un po' capofila, no? Di un allargamento, di un nuovo sistema, ma realmente com'è la situazione? Cioè, il cittadino palermitano nei vari quartieri adesso dove butta i suoi rifiuti, dove differenzia? Cioè qual è la situazione complessiva? Noi abbiamo 180.000 abitanti che sono serviti dal servizio di raccolta differenziata domiciliare, che funziona, diciamo, che ha bisogno di essere migliorato. È uno di questi passaggi anche nei quartieri dove già è stato come dire, avviato la raccolta differenziata domiciliare, bisogna ritornarci per spiegare meglio ai cittadini che passi avanti fare, perché anche lì appunto i cittadini vanno curati. Obiettivo di questa amministrazione, di questa dirigenza della RAP, e non sarebbe stato così se avesse, come dire, per avere il contributo della Lega Ambiente, è che c'è l'intenzione di allargare il servizio ad altri 180.000 abitanti nel più breve tempo possibile e così via appunto nei prossimi mesi, nel prossimo anno anche estendere la raccolta differenziata nella zona sud di Palermo, quindi per arrivare a coprire l'intera città. Al momento alcuni cittadini appunto che non sono serviti, e io ripeto non ci sono cittadini di serie A e di serie B, anche quelli devono essere serviti, sono costretti a buttare il loro rifiuto indifferenziato, il residuo, nei cassonetti stradali, e questo chiaramente comporta degrado, comporta la migrazione dei rifiuti indifferenziati da parte di cittadini che ancora non hanno abbracciato questo obiettivo, quindi tutta una serie di situazioni che chiaramente fanno sì che ancora Palermo sia fanalino di coda, come dicevo all'inizio. Su questo bisogna fare passi in avanti, quindi con i centri comunali di raccolta, con i centri del riuso e del riutilizzo, con la tariffazione puntuale. È un altro elemento che noi auspichiamo venga applicato non solo a Palermo ma anche a Catania, anche a Messina e in altri comuni siciliani, perché è un modo anche di ristabilire equità tra cittadini virtuosi che sanno fare bene la raccolta differenziata, che producono meno rifiuti indifferenziati, che evitano appunto il collasso delle discariche, perché se oggi abbiamo un problema appunto di gestione delle crisi dei rifiuti, è dovuto appunto a un sistema che ancora alimenta la raccolta del rifiuto indifferenziato. Noi dobbiamo produrre meno rifiuti complessivamente, quindi liberarci dai rifiuti, ma soprattutto dobbiamo produrre meno rifiuto indifferenziato, perché l'80% del rifiuto che noi produciamo nelle nostre case e anche nelle utenze non domestiche è un rifiuto riciclabile, recuperabile. Quindi bisogna far comprendere ai cittadini che gran parte di questo rifiuto può essere come dire, differenziato, può essere conferito nei mastelli appositi e poi essere avviato al riciclo. Marco, in fondo appunto diceva il Presidente è una questione culturale, no? Bisogna riuscire a inserire un meccanismo mentalmente che poi diventerà rutinario. Allora possiamo dire, Marco, possiamo dire Presidente, queste ecco, ha fatto bene a far avvicinare la tutor in questo caso. Gwendalina, che è una figura fondamentale. No, allora a Gwendalina... Abbiamo Francesca. Ok, Francesca. A Francesca... Un'altra delle nostre 12 facilitatori che ci aiuteranno a
a informare i cittadini. Allora, a loro dovete chiedere tutto, cioè non c'è vergogna se ancora qualche meccanismo è poco chiaro, no? Nel senso, questo dove lo butto, questo... ancora stiamo lì in molti casi, ma non è una cosa per la quale lasciar correre, è una cosa importante perché forse bisogna farsi carico di essere tutti assieme a partecipare all'obiettivo di Palermo Green 2030 che è dietro l'angolo, no? Assolutamente, ci sono obiettivi sfidanti che ora impongono chiaramente a tutte le città di cambiare passo, perché come dicevo non basta più raccogliere i rifiuti in maniera differenziata e poi portarli nelle piattaforme, Esatto. ma bisogna che questi rifiuti siano differenziati bene, si aumenti la qualità perché siano avviati effettivamente al riciclo. Molto spesso capita appunto che a causa di una cattiva informazione su come riciclare bene i rifiuti, recuperare, differenziare bene i rifiuti, si incorre in un errore che è quello appunto di inconferirli nei mastelli non dedicati, non idonei, esatto, non e idonei. quindi contaminati poi nelle piattaforme. Tutto questo va a finire poi tra gli scarti e quindi non si raggiunge l'obiettivo. Bisogna su questo appunto essere più rigorosi, più disciplinati da parte dei cittadini, ma soprattutto, ripeto, più informati, più curati. Credo che su questo le città e le amministrazioni comunali devono investire di più, anche economicamente. E allora, insomma, assieme a Francesca, al Presidente, io vi leggo anche, insomma, questo slogan: il tuo quartiere fa un salto in avanti con la raccolta differenziata. Soprattutto facciamolo insieme. Credo che sia la migliore conclusione per questo collegamento. Grazie a Francesca e grazie anche al Presidente. Io ringrazio sempre, buongiorno Presidente, io ringrazio sempre Marco Gullà, al quale dico, chissà, magari Marco nel momento in cui partirà, no, tutto questo meccanismo di informazione, l'attività di queste facilitatrici o facilitatori, magari seguiremo come sta andando, che dici? Assolutamente sì. Oggi pomeriggio ad esempio abbiamo un incontro in parrocchia qui al quartiere Noce, al quartiere Sacro Cuore, in cui incontreremo i residenti e incominceremo il primo incontro di informazione e sensibilizzazione. Grazie, Perfetto. Siamo al termine, un abbraccio, buona giornata e grazie ancora a Marco Gullano e ci fermiamo, c'è una pausa, poi andremo a seguire le stelle o perlomeno a seguire il nostro Marco Amato per le indicazioni sull'oroscopo di oggi. Regia. Siamo tornati in studio, non abbiamo al momento il collegamento con Marco Amato e quindi mi sa che lo dobbiamo assolutamente rimandare a domani, però vi dico che Marco Amato oggi ci avrebbe parlato di una coppia meravigliosa, quella di Damiano David e Dave Cameron, che sono stati avvistati insieme a Taormina. I più attenti avranno visto sui social foto, video di questa coppia che apparentemente insomma cercava di... E pare che si vogliano sposare proprio lì a Taormina. Si vogliano sposare a Taormina. Ecco, è tornata Lorena Dolci con noi e oggi insomma in questo momento gossip che sì, siamo preparati, siamo molto preparati, però loro erano a Taormina e oggi Marco probabilmente ci avrebbe reso un quadro astrale della coppia. Noi però chiudiamo gustosamente con una coda della rassegna stampa perché Lorena è solita trovare delle notizie particolari per la nostra parliamo oggi chiusura. Dell'oggetto del desiderio, almeno per tanti, mi metto anche io, cioè le patatine. Ecco. Le patatine irresistibili, tentazioni irresistibili. Ebbene, che cosa si scopre? Che le big delle patatine non volevano farsi concorrenza nei supermercati, nella grande distribuzione e avevano fatto un accordo segreto sui prezzi, cioè un cartello, come si suol dire. Sono stati sanzionati. Hanno ricevuto una multa da 23 milioni, queste big, facevano cioè offerte coordinate alle grandi catene, un patto complesso e continuato che i tre produttori italiani hanno concepito perché in pratica non volevano pestarsi i piedi, non volevano contendersi i clienti, cioè i supermercati a colpi di ribassi nel prezzo delle patatine, i produttori puntavano semmai a dividersi la torta, potremmo dire a dividersi le patatine, tra incontri amichevoli e continui illegittimi scambi
scambi di informazioni. In questo modo si ingegnavano per strappare alle grandi catene condizioni più vantaggiose per le patatine e prodotti simili che fornivano loro, e a farne le spese noi consumatori di patatine, che invece ovviamente troviamo prezzi, invece di essere calmierati, i prezzi sempre mantenuti un po' alti. Questo è l'effetto di diciamo questi che cartelli. i consumatori veri di patatine continueranno a consumare patatine, insomma non baderanno sicuramente al prezzo. Va bene. Allora Lorena, abbiamo finito oggi con la rassegna, abbiamo finito con la nostra puntata. A tutti voi una buona giornata, e questa trasmissione come sempre tornerà domani mattina alle 8 puntualissimi come sempre su Antenna Sicilia. A tutti voi una buona giornata.